Benvenuti a tutti. Diamo inizio a questo incontro dedicato alla presentazione dell'epistolario Madeddu, fresco di stampa. È un'occasione speciale questa, come si può vedere dalla mole del testo. Sono 4 tomi, 2050 e oltre pagine, un lavoro impegnativo che ho avuto l'occasione di poter seguire per la parte della facoltà, che è stato imbastito alla fine degli anni del 2017, inizio del 2018, in fase di progettazione, e che ha conosciuto momenti difficili perché nel frattempo è arrivata la pandemia, poi è arrivata la guerra, adesso c'è la crisi e tutto questo ha toccato anche il progetto, così come anche il fatto che man mano che questo progetto prendeva forma sono saltate fuori altre lettere che hanno richiesto un ulteriore lavoro. Ecco, io penso questo, certamente da questo epistolario emerge con forza la figura di Evaristo Madeddu. Allo stesso tempo quest'opera non avrebbe visto la luce se non ci fosse stata la collaborazione tra energie diverse. Forse ho capito che uno degli aspetti più importanti della figura di Madeddu, poi adesso ascolteremo le relazioni, è la dimensione della comunità, della condivisione, della partecipazione comunionale. Ecco, questo testo, credo, non avrebbe superato le difficoltà che si sono incontrate se non ci fosse stato questo spirito di collaborazione che ha coinvolto diverse dimensioni, tutto l'aspetto archivistico degli evaristiani, l'aspetto metodologico, accademico, scientifico dei curatori e, per quel che consta, la nostra facoltà. Ecco, quindi noi come dire, uomini siamo spesso portati a dire, ma poi ci sono anche dei pedagogisti qui, le cose si potevano fare meglio, le cose si potevano fare più in fretta, e questo certamente sì, però ci sono dei momenti nei quali possiamo anche avere al di là della santa insoddisfazione che ci porta al miglioramento, possiamo essere anche soddisfatti di un risultato conseguito. Io credo che qui oggi noi possiamo celebrare un risultato che è stato conseguito, un punto d'arrivo che spero, ma certamente sarà così, è un punto di partenza, un ulteriore rilancio. Do quindi la scaletta di questo incontro, che inizia con il saluto delle autorità, a partire dal nostro preside. A seguire il professor Andrea Marrone terrà la relazione, orientativamente 30 minuti, quindi interverranno il professor Gheda e il professor Bobbio, cioè i curatori dell'epistolario, e a seguire ci sarà una testimonianza con la proiezione di un video, con una colonna sonora dal vivo, verrà cantato l'inno, proiezione di un video con delle immagini, e così si concluderà questo nostro incontro. Iniziamo con il saluto del preside, il professor Don Mario Farci, il preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Buongiorno a tutti voi. A nome della comunità accademica do il benvenuto a tutti i partecipanti, in modo particolare al professor Andrea Marrone dell'Università di Studi di Cagliari, che mi vanto di aver cooptato tra i docenti quando ero direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose in questa struttura. Insieme con lui i professori Andrea Bobbio e Paolo Gheda dell'Università della Valle d'Aosta, curatori dell'opera. Permettete anche una menzione
al professor Vinci e al professor Spano, che curano le pubblicazioni per la parte della nostra facoltà. Al centro del nostro convenire oggi c'è la figura di Evaristo Madeddu, del quale io avevo sentito parlare, ma lo confesso, non avevo mai approfondito. Confesso anche di non aver letto tutti e 4 i volumi, le più di 2000 pagine. E tuttavia questa per me è stata l'occasione di dare uno sguardo a questa figura che credo di non esagerare nel definire profetica della nostra realtà sarda e della nostra Chiesa. Oggi, del resto, ci troviamo davanti a 2 pubblicazioni, o se vogliamo a 2 specchi di questa figura. Il primo, credo, sia quello più importante, con tutto rispetto per l'opera scritta, è quello vivente. Ed è costituito da tutti coloro che hanno seguito il carisma profetico di Evaristo Madeddu, e permettetemi in modo particolare di dare il benvenuto ai ragazzi delle comunità presenti. Il secondo, certo non meno importante, è quello scritto, l'opera in 4 volumi di cui già ci parlava il professor Vinci, frutto di un paziente lavoro durato diversi anni, che raccoglie per la prima volta in forma integrale le lettere del Madeddu conservate nell'archivio della Compagnia del Sacro Cuore in un arco temporale che va dal 1916 al 64. Le introduzioni dei curatori ci aiutano nella lettura di queste lettere, valorizzando il profilo del fondatore dell'Istituto Evaristiano, collocandolo all'interno delle dinamiche storiche ed educative della società sarda del Novecento. Così emerge, dicevo prima, la profezia, l'originalità del pensiero del Madeddu, la sua attività, il suo impatto nella società isolana e nazionale dell'epoca, che viene in qualche modo descritta tra le righe attraverso queste lettere. Senza rubare ulteriore tempo agli intervenuti, ancora vi ringrazio della presenza e vi saluto e lascio la parola al professor Vinci. Ringrazio il Preside e invito a intervenire Suor Margherita. Prego. Perché ho i miei anni. Prego. Dopo l'incidente sono così. Ma da qui? Sì, sì. Da lì. Buongiorno a tutti. Grazie per la vostra presenza e soprattutto scusatemi se mi emoziono, perché per me è una cosa rara dover dire quello che sente il mio cuore in pubblico. Mi hanno detto, ho preparato un altro discorso, però mi hanno detto devi dare la testimonianza di suora evaristiana. E allora vi dico che in comunità sono entrata, mi metto gli occhiali però mi piace parlare così, sono entrata in comunità nel 1959,
55, proprio per la festa del Sacro Cuore di Gesù, dietro una prima esperienza fatta nel 54 dopo la chiusura delle scuole. Il fondatore mi invitò a trascorrere alcuni giorni al Tancato, stavano costruendo questa bella casa, perché mi sono trovata come più che casa mia e volevo rimanere lì. Mamma mi ha detto no, torna a casa, deve finire le scuole, e anche il fondatore mi ha suggerito obbedisci a mamma. L'anno successivo però non ce l'ho fatta a rimanere a casa e sono tornata per farmi suora. E va bene. Sono cresciuta dalle suore salesiane, da quando ero bambina d'asilo, alle scuole elementari, l'oratorio, la parrocchia, l'azione cattolica, quindi i nostri genitori ci hanno educato e formato in questo clima di conoscenza di Dio e delle verità della fede che la nostra religione cattolica ci offre. Sono entrata in comunità. La figura di Padre Evaristo era una figura carismatica che non sapevo definire, la guardavo e l'ascoltavo con tanto piacere. Era di una semplicità evangelica, di una semplicità da bambino, però nello stesso tempo quell'autorità spirituale che ti nutriva dentro, ti nutriva l'anima e non riuscivi ad essere quella di prima, perché tante strade si aprivano, una luce che era quella che mi avevano insegnato a scuola, in catechismo, in parrocchia, però vista con una luce diversa, tanto che la gioia, il dolore, la fatica, c'era fatica da faticare ogni giorno, non si sentiva. Quando il fondatore rientrava, se aveva tempo libero, si sedeva vicino ai confratelli e alle consorelle, parlava e noi registravamo, cioè i confratelli registravano il suo parlare, il suo discorso. Tutto quello che diceva era per aderire noi personalmente alle verità che conoscevamo già da bambine, seguire Gesù, imitare Gesù, amare i fratelli, soprattutto la carità. La casa era piena di bambini che venivano in tutti i periodi. Mi ricordo una sera, prende questo bambino prima di andare a letto, lo salutavamo e ci salutava e l'ha baciato. Il bambino non era ancora né fatto doccia, era ancora come l'avevano portato dalla strada. E una suora le ha detto, signor aspetti, usure figlio di Dio. Mi baciava con una tenerezza, non guardando l'uomo in sé, ma un figlio di Dio. E l'ansia di questa figura di Padre Evaristo era l'unica cosa che diceva. Imitare Gesù, amare Gesù, il Sacro Cuore di Gesù, ed imitare Gesù nella croce. Qualunque sia la strada che il Signore ci dà, malattie, povertà, disinganni, tutto quello, venivano a flotte le persone a parlare con lui. Certe cose ce le comunicava, certe volte no. Quando lo vedevamo accasciato, malato, i confratelli sempre a chiedere chi è venuto oggi. Si prendeva lui i mali di questa povera gente che veniva a chiedere soccorso. E lui l'unica medicina che offriva era la preghiera e la fiducia illimitata in Dio. Dio Padre che ha mandato su questa terra il suo Figlio per la nostra redenzione, per riportarci a Lui, e a Lui dobbiamo tornare. Quindi questa verità della fede era talmente radicata in questa figura che parlava anche senza aprire bocca. Te lo vedevi vicino a te, carismatico, ti leggeva all'intimo, ti aiutava a capire quello che avevi di difficoltà, ti parlava di Dio in un modo semplice da sentirtelo dentro, così. E quindi tutte queste realtà ho avuto modo di assimilarle e meditarle soprattutto dopo la sua morte. Lui morì, io ho fatto tempo a vivere in comunità con lui, con la sua figura, la sua presenza, 12 anni. Però
più passa il tempo, più mi rendo conto che queste sono verità indelebili che non si possono cancellare, non si possono assolutamente cancellare. Quando una persona veniva e soffriva, lui aveva quel balsamo consolatore di parole giuste e semplici, proprio che tutti se ne andavano rifocillati spiritualmente. Era di un'ospitalità unica. A tutte le ore le persone che venivano a trovarlo, lui offriva un'ospitalità semplice, accogliente. Se era ora di pranzo e avevamo già pranzato, faceva preparare di nuovo il tavolo, apparecchiare per dare. Mi ricordo un giorno d'estate venne una persona a trovarlo, avevamo già pranzato e lui disse alle suore di preparare, abbiamo offerto il pranzo. E poi disse alla suora, prepari la mia camera, perché si deve riposare. Questa persona, sapevamo, era anche un sacerdote, sapevamo che era un po' contraria alla comunità, però la suora quando ha sentito questo, non avevamo ancora la foresteria a modo, e allora la suora si è mostrata un po' sì, dia la mia camera, perché anche questo è figlio di Dio. Per se ci sto io ci può stare anche lui. E di queste cose ce ne succedevano in continuazione, da rimanere così sbalorditi, e ci alimentava quello spirito di servizio verso tutti, non ci faceva trovare distinzione tra ricco o povero, bello o brutto, grande o buono o cattivo. Accoglieva tutti con un animo generoso cristianamente. Non credo di esagerare se dico che Padre Evaristo per me era il Vangelo vivente. Tutti gli esempi che lui portava, le situazioni che ogni anima portava, lui raccontava la passione di Gesù, l'esortazione a prendere la croce, che Gesù ci ripaga, che queste sofferenze sono per la nostra salvezza. Quindi di fronte a queste realtà di fede nessuno poteva dire non è così, quindi ognuno se ne andava con un bagaglio molto più ricco di quando è venuto e avvicinava tutti con una semplicità di bambino, specialmente non guardava se era credente o non credente, li amava come figli di Dio. Un giorno al Tancato, un giorno d'estate allo stesso, c'erano dei vicini di casa. Tancato è la casa di Serramanna dove io ho conosciuto in costruzione. Viene in cucina e dice: signora Cicita, era la mamma di una suora che faceva la cuoca, signora Cicita, mi prepari un pane e un pezzo di formaggio. I ragazzi, i confratelli hanno portato una bottiglia di vino, prende questo cestino e esce di casa. Non sapevamo, il Tancato è senza abitazioni vicine. Invece c'erano a fianco al nostro terreno degli operai che non credevano e deridevano a Padre Evaristo, deridevano, prendevano in giro, eccetera, eccetera. Lui si avvicina con questo buongiorno, con quella solita affabilità che aveva, ha detto: sedetevi un attimino, adesso sta facendo caldo, prendetevi questo pezzettino di pane e riposatevi, un bicchiere di vino. E da nemici sono diventati amici carissimi che ancora ci sono vicini. Quindi aveva quell'astuzia santa che hanno solo le persone buone, le persone che vivono in continuazione, in contatto con Dio. E di questi fatti di riavvicinamento delle persone a Dio ne abbiamo tantissimi. Se voi leggerete libri saprete che non sto mentendo. Un'altra verità grande è quella di accettare la sofferenza. L'abbiamo visto anche piangere a Padre Evaristo, l'ho visto piangere, ma con una serenità e un abbandono fiducioso a ciò che Dio dispone, ai disegni di Dio, ci disarmava. Quindi ci ha educato a vedere le prove della vita, non come diceva mia mamma, un castigo de Deus, ma una prova che il Signore dava per avvicinarci sempre di più a Lui.
al Signore. All'età di 10 anni io mi sono ammalata di una malattia gravissima che purtroppo all'ospedale civile qui di Cagliari non mi potevano più curare, non c'era rimedio. Mamma, senza prendere il treno per rientrare a Monserrato, prende il treno per andare a Serramanna e va a incontrare padre Evaristo che era al Tancato per questa costruzione della nuova casa. Come se la stesse aspettando, l'ha incontrata nell'ingresso della porta. E mamma si è inginocchiata piangendo dopo che il professore le ha detto: signora, non c'è più niente da fare. La bambina, abbiamo fatto quello che potevamo e non. Il signor superiore l'ha sollevata, l'ha aiutata a sollevarsi e ha detto: signora, abbi fede, dove non arriva l'uomo, arriva Dio. La bambina guarirà e grande farà, tornerà a scuola e grande farà. E io sono qui a lodare e ringraziare Dio e dire queste verità, che solo la fede e la perseveranza nella preghiera il Signore ascolta chiunque è provato dai dolori della vita. Mi ricordo le parole di padre di Monsignor Sanna, Ignazio Sanna, nella celebrazione della Santa Messa per Sant'Evaristo Papa, quando ci consegnò nella cattedrale di Cagliari le nuove Costituzioni, disse queste parole: in paradiso ci sono tanti santi senza aureola. E io auguro che di questi santi senza aureola ci sia anche padre Evaristo e madre Beniamina, che madre Beniamina che ha collaborato con il suo patrimonio a portare avanti quest'opera che è opera di Dio. E ha dato tutta se stessa, oltre la vita, tutto il suo patrimonio che ha avuto inizio così. Quando è morta Reverenda Madre, mi ricordo che il signor superiore ci incontrò, vengono le suore a salutarci, a dire: Reverenda Madre se n'è andata, è morta durante la notte. Alle 5 del mattino ci hanno chiamato, siamo scese giù e il signor superiore ci ha incontrato. Beniamina se ne è andata, mi dispiace che non ha conosciuto l'opera approvata, mi dispiace perché non ha conosciuto l'approvazione dell'opera che poi il vescovo ce lo diede un mese dopo la sua morte. Quando era in vita non l'ho mai baciata, adesso che è morta gli ho dato un bacio sulla fronte. Queste parole io le ho ascoltate, io ero solo novizia di 6 mesi, le ho ascoltate così, me le sono tenute, cioè senza fare il proposito di, leggendo e conoscendo la comunità, con tutte le peripezie che la comunità ha affrontato, soprattutto al riguardo di questa comunione che c'era tra confratelli e consorelle, ho capito allora perché il fondatore diceva queste parole. Io sono vissuta in una famiglia povera, onesta, ma in comunità. Ho avuto il modo di vivere in pienezza le verità della fede che la Chiesa ci offre, che ci ha offerto. Per me padre Evaristo era una persona che viveva realmente queste realtà. Sentitelo anche voi vicini, di qualunque necessità abbiate fiducia che dal cielo, se poteva sulla terra, dal cielo potrà ancora molto, ma molto di più. Che sia di onore alla terra sarda, che leggendo queste lettere, tutta la Sardegna lui ha praticato. Gente di tutta la Sardegna veniva a chiedere informazioni, a chiedere aiuti, a chiedere preghiere, a chiedere di aprire asili. Quindi abbiate fiducia e sappiate che in cielo abbiamo un protettore, anzi anche Reverenda Madre, 2 protettori che ci conoscono e ci amano. Amiamoli. Grazie, Suor Margherita. Grazie. Adesso invito il signor Marco Pirudu a salutare anche lui, prego.
un attimo per riprendersi dopo quello che abbiamo sentito. Un cordiale saluto a nome della comunità evaristiana e mio personale a tutti voi che siete convenuti in questa aula magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna per la presentazione dell'epistolario di Evaristo Madeddu. La manifestazione odierna si svolge nell'ambito del 132esimo anniversario della sua nascita a Villa Puzzu, 25 novembre 1890. La data è ieri. Inizio con un ringraziamento speciale al professor Don Mario Farci, neopreside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, che ci ospita. Grazie anche per le sue parole, per aver messo in evidenza i nostri assistiti. Un grazie anche al preside che l'ha preceduta, padre Francesco Maceri. Grazie. Che ha creduto in questa impresa editoriale. Grazie alla comunità dei padri gesuiti che ci incoraggiano nel proseguire la missione affidataci dal nostro padre fondatore. Ringraziamo in modo particolare il padre Dionigi, che molto ha studiato la figura di Evaristo, tanto da farcela conoscere sempre di più con le sue frequenti meditazioni, fin dal 2005, dopo che qui si presentò il volume Un uomo singolare, ad opera dello storico docente di questa facoltà, Don Tonino Cavizzoso. Non possiamo non ringraziare i professori Paolo Gheda e Andrea Bobbio, docenti dell'Università della Valle d'Aosta, per aver curato l'epistolario che oggi presentiamo. Questo è il loro terzo impegno inerente alla figura del fondatore della Compagnia del Sacro Cuore Evaristiana. Un sentito ringraziamento al professor Andrea Marrone dell'Università di Cagliari per aver accettato di intervenire con una sua relazione sull'epistolario di Evaristo, ed un augurio al professor Luca Lecis, che non è presente per motivi di salute. Grazie al professor Daniele Vinci, che ha seguito l'iter della stampa dell'epistolario e per il contributo alla odierna cerimonia. Interessante questa sinergia tra università statale e facoltà teologica. Nei ringraziamenti non possono mancare quanti hanno dato il loro contributo alla trascrizione delle 2825 lettere oggetto dell'epistolario. Sono tanti, non faccio i loro nomi per non cadere in qualche ingiusta dimenticanza. Il vostro lavoro può raffigurarsi come un dono tanto gradito al Signore. Sì, anzi, anche la comunità evaristiana oggi dona il proprio obolo alla Chiesa e alla società, sapendo di offrire quanto di più prezioso possiede, il pensiero del proprio fondatore, che è vissuto in Sardegna in modo singolare e, come lui stesso asseriva, con il solo scopo di portare anime a Dio. La giornata odierna è significativa perché, come il superiore, così a lui ci rivolgevamo, scrisse nel 1924 a Igino: «Di me molto si parlerà dopo la mia morte». È vero, come emerge dalle sue lettere, che Evaristo Madeddu, che da qualcuno non è stato accettato, ma è altrettanto vero che molti che a lui si rivolgevano sono stati dal Signore convertiti alla fede e risanati nel corpo e nello spirito. Oggi, a distanza di 56 anni dalla sua scomparsa, si incomincia a parlare di lui anche in luoghi deputati all'istruzione, come mai era stato prima. Questo lasso di tempo ha fatto decantare le posizioni di quanti non la colsero in vita per i più disparati motivi.
Per cercare di comprendere le motivazioni di questi atteggiamenti ci può essere utile quanto lo stesso Evaristo scrisse a Plinio nel 1924. Santo o non santo, io mostro il vero, questo sì. Ho nelle mani, nelle vene l'inestinguibile febbre dell'amore di Dio. E a Ennio nel 26, tu mi hai fatto ricco, o Signore, di ricchezza infinita, ma gli uomini, credendomi povero, perché privo della moneta, mi sprezzeranno. Tu mi hai dato la tua potenza, o Signore, ma gli uomini, credendomi debole, mi scherniranno. Tu mi hai dato la tua formidabile giustizia e per questo gli uomini mi odieranno. Nella lettura dell'epistolario incontriamo tanti episodi significativi che ci portano col pensiero a quelle scene descritte nel Vangelo. Beati, possiamo dire noi, i confratelli e le consorelle della prima ora, che hanno avuto l'onore di ascoltare le parole di Evaristo. In parte anche noi della terza, quarta generazione evaristiana, anche a noi è stato riservato questo privilegio. Ancora molti di noi ricordano il superiore che, riunita la comunità attorno, parlava di Dio e di Gesù Cristo, parlava con esempi presi dalla vita dei santi, parlava per indirizzare i nostri cuori all'amore verso Dio, a crescere nei cuori la fede. Il fondatore, a seguito di queste esortazioni, interrogato dai confratelli e dalle consorelle per sapere il giusto significato delle parole a loro poco prima rivolte, rispondeva: ognuno serbi nel proprio cuore quanto nell'intimo della propria coscienza lo Spirito gli suggerisce. Torniamo ancora al contesto odierno, partendo dall'affermazione del missionario padre Manzella, riferita al nostro fondatore nel lontano 1934, che lo definì un uomo singolare. E ancora in un suo articolo di lui scrisse: gli manca solo la messa. Come molti sanno, il desiderio del giovane Evaristo era di diventare sacerdote per avvicinare anime al Signore. Dio però dispose diversamente e gli diede la missione di costituire una famiglia religiosa alquanto moderna. Ora, trovandoci in questa sede preposta alla formazione di laici e sacerdoti, mi viene spontaneo auspicare a quanti la frequentano, se lo volessero, di studiare la figura di Evaristo, perché sia per loro di aiuto nell'alto ministero che si apprestano a svolgere. Chiudo ringraziandovi ancora per l'attenzione dimostrata con le parole che Evaristo rivolse all'amico Ennio come segno di speranza e di consolazione anche per tutti noi. Mio Dio, ti ringrazio che mi hai attorniato di creature fedeli. Son poche, sì, ma in tal modo questa terra non è tutta tristezza e errore. Esse son tue, o Signore. Salvale tu dal peccato e fa che vincano il mondo. Grazie. Grazie. Do ora la parola al professor Andrea Marrone, che è docente di pedagogia della religione qui presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose ed è docente di storia della pedagogia e della scuola presso l'Università degli Studi qui di Cagliari. Il professore è autore di diversi testi, di diverse pubblicazioni. In particolare segnalo il testo curato dai nostri tipi dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, Educare in Sardegna, tracce biografiche di alcuni protagonisti tra XIX e XX secolo, all'interno del quale c'è una scheda anche dedicata a Evaristo Madeddu. Prego. Grazie professor Vinci, buongiorno a tutti e a tutti. Ringrazio gli organizzatori per il gentile invito. Per me è un grande onore poter partecipare alla presentazione dell'epistolario di Evaristo Madeddu, una figura davvero
significativa nel panorama sociale, religioso ed educativo del Novecento sardo. L'imponente pubblicazione curata dal professor Andrea Bobbio e dal professor Paolo Gheda rappresenta in realtà solo l'ultima tappa di un rigoroso lavoro di ricerca attraverso cui i due studiosi negli ultimi 15 anni, hanno iniziato però un po' prima, hanno approfondito e fatto conoscere il pensiero e la storia del fondatore della Compagnia del Sacro Cuore. Un lavoro che arricchisce una tradizione di studi sull'argomento che già con i precedenti lavori di Giuseppe Murtas, Giuseppe Boi, Tonino Cabizzosu si è caratterizzata per la sua qualità, offrendo una interpretazione solida e il più possibile trasparente della storia di questa figura singolare, come è stato detto, e della sua opera. La pubblicazione dell'epistolario è in linea con questa tradizione e consegna agli studiosi e ai lettori uno strumento di grande importanza per comprendere maggiormente la personalità del Madeddu, ma anche i caratteri e le dimensioni della sua azione educativa e pastorale. Una prima impressione che se ne trae è il forte impatto del Madeddu sulla realtà sociale del tempo. Una personalità capace di intessere una larga e fitta rete di rapporti. Nelle lettere scorgiamo una personalità autentica che si rivela decisa, battagliera, a volte scoraggiata, delusa. Ma soprattutto troviamo preziose testimonianze del suo zelo, della sua determinazione, del suo ideale religioso, della sua vocazione educativa e della sua forza interiore, che è stata richiamata anche prima dal signor Pirudu e da Suor Margherita. Come sapete, la lettura di qualsiasi carteggio è abbastanza delicata. Perché? Perché si tratta di fonti intime, non certo pensate per la pubblicazione. Troviamo registri diversi, a volte formali, a volte confidenziali, nei quali chi scrive si lascia anche andare a reazioni personali, sentimenti di varia natura, tra cui c'è proprio la rabbia, a volte il disgusto per alcune esperienze che ha vissuto, non certo aspettandosi che poi quelle parole divenissero poi di dominio pubblico. Quindi, dicevo, l'epistolario va preso con le pinze in alcuni di questi aspetti, però tra le 2825 lettere, oltre a lettere diciamo anche pratiche, che riguardano anche questioni economiche, ve ne sono veramente tante altre che sono veramente significative anche da un punto di vista storico-educativo. Nella mia relazione mi occuperò di due aspetti della figura e dell'opera di Madeddu: la visione pedagogica, quindi la teoria educativa in qualche modo, se ce n'è una, e poi la sua azione educativa, naturalmente cercando di aggiornare le mie considerazioni sulla base di questa importante fonte che aggiunge notevoli conoscenze su questi due aspetti della figura del Madeddu. Naturalmente, perdonate questa parentesi didattica, la pedagogia e l'educazione non sono la stessa cosa, anche se sono legate. La storia ha conosciuto grandi pedagogisti, cioè studiosi e teorici dell'educazione, che sono stati però dei pessimi educatori. Pensate semplicemente a Rousseau. Così come pessimi, forse esagerato per Rousseau, però insomma la biografia del fondatore della pedagogia moderna. D'altra parte, abbiamo molti educatori che in realtà non hanno sistematizzato in modo coerente e ordinato la propria visione pedagogica, ma che hanno agito in modo deciso e significativo nella realtà educativa del proprio tempo. Ne è un caso Don Bosco, per esempio, ma anche Evaristo Madeddu, che può essere inserito in questa categoria. Pur non offrendo una sistematizzazione del suo pensiero educativo, è stato senz'altro un educatore degno di nota all'origine di numerose ed efficaci opere educative. Il fatto che naturalmente non vi sia un'elaborazione ordinata e sistematica del suo pensiero o delle prassi educative del suo istituto non certo ne sminuisce il contributo, anzi tenete conto che la storia della pedagogia e dell'educazione hanno abbandonato l'idea che valga la pena occuparsi solo dei grandi architetti del pensiero educativo e delle diciamo complesse elaborazioni, mostrando invece crescente interesse negli ultimi 30-40 anni verso quegli insegnanti, educatori, fondatori di opere, divulgatori che poi di fatto hanno fatto la storia dell'educazione della scuola. Tra questi poi sono sempre più valorizzati quelli che possiamo chiamare deuteragonisti, cioè
proprio come Madeddu, come hanno ricordato in un recente articolo il professor Bobbio e Gheda, cioè figure che magari in seconda o terza fila a livello provinciale o locale hanno però inciso sull'educazione di decine, centinaia, migliaia di persone, arrivando a trasformare profondamente, come è il caso di Madeddu, addirittura realtà economiche, realtà sociali, realtà geografiche. Partiamo da Madeddu pedagogista, quindi partiamo dalla prima parte della relazione. Prima di accennare alle fonti pedagogiche, soprattutto implicite della sua opera, occorre ricordare, come sottolineato da Paolo Gheda in uno dei due importanti saggi introduttivi a cui rimando, sono decisivi per capire il Madeddu, siamo di fronte ad un autore dalla multiforme cultura autodidatta, così scrive, senza apparenti riferimenti culturali e senza ben definiti maestri o quadri di riferimento. Addirittura Madeddu in più di una lettera, in modo un po' socratico in realtà però, dichiara di non aver approfondito gli studi, si definisce ignorante senza limiti, usa per sé questa espressione ignorante in ben 8 lettere. In realtà poi un'attenta lettura dell'epistolario, ma già i discorsi pubblicati dimostrano altro. Madeddu legge, studia, si confronta, approfondisce le sue conoscenze su più campi, quello agrario, igienico-sanitario, direi anche normativo e normativo scolastico, anche grazie alle numerose amicizie e relazioni che gli offrono un sostegno in questo senso. Nelle lettere troviamo alcuni riverberi di queste letture, con la citazione di brani tratti da fonti primarie, da antologie. Tendenzialmente lui riprende nelle lettere dei brani che l'hanno particolarmente colpito, proprio sul piano educativo. Penso per esempio a dei passi che lui riprende dalla favola Socrate e l'amico di Fedro. Lui riprende in più di un'occasione, proprio per dire l'importanza dell'amicizia. Tra libri e antologie che cita non troviamo in realtà saggi pedagogici o letture educative specializzate. Voi, come sapete, la prima metà del Novecento è stato un periodo molto ricco per la pedagogia italiana, specie per quella cattolica, ma si tratta di un contributo che Madeddu sembra non aver presente. Anche per ragioni personali, invece, conosce bene la realtà scolastica. In una lettera ricordò di essere nato in mezzo alle maestrine, perché i miei zii, scriveva, paterni e materni, ma anche mio suocero e mia suocera erano insegnanti. Dove dunque individuare le fonti della sua riflessione e della sua azione educativa? Come sottolineato dai curatori, ma anche dai due primi interventi, senza dubbio un punto decisivo di riferimento furono le Sacre Scritture, la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento. Le lettere sono ricchissime di riferimenti ai testi sacri, dei quali riprende brani, episodi, lezioni. Oltre al Vangelo troviamo citazioni del Pentateuco, Maccabei, Giobbe, di cui consiglia anche la lettura. Anche alcune delle principali figure della Bibbia sono riprese: Abele, Abramo, Mosè, Davide. Oltre alla Bibbia, un'altra fonte pedagogica, come ricordato anche da Suor Margherita prima, è la storia della Chiesa. Troviamo numerosi riferimenti alle vite e agli scritti di alcuni santi e protagonisti della vita della Chiesa: Cipriano, Agostino, Monica, Ambrogio, Tommaso d'Aquino, oltre ai numerosi pontefici. È inoltre particolarmente legato ad alcuni classici e protagonisti della storia dell'educazione cristiana, che cita e riprende: Filippo Neri, Giovanni Bosco, Giovanni Battista della Salle, Giuseppe Cotolengo, Giuseppe Calasanzio. Tutti citati anche perché, come lui, spesso il riferimento è motivato da questa ragione, avevano vissuto le incomprensioni dei contemporanei, tra cui quelle della Chiesa ufficiale, istituzionale. Ci sono vari riferimenti a Dante, lui stesso conferma in realtà di non aver mai letto tutte le cantiche, però lo cita volentieri. Come per i santi educatori, anche Dante è citato come un incompreso, con cui in qualche modo lui in qualche modo si rispecchia. Il forte riferimento ai testi sacri, alla storia della Chiesa, ci avvicina al vero ideale pedagogico che ha mosso la vita e l'opera di Madeddu. Per il fondatore della Compagnia del Sacro Cuore, l'educazione è innanzitutto l'annuncio cristiano, l'annuncio evangelico, è la fede che salva e permette di salvare la vita delle persone. Nella sua semplicità questo era ben chiaro, e tutta la sua vita, tutta la sua opera è stata svolta in questa direzione.
Per questo parla di un evoluzionismo spirituale, per esempio. Così possiamo interpretare questa categoria. La sua opera, la sua vita è spiegabile solo in questa direzione. Far conoscere l'annuncio cristiano a più persone possibili. Non a caso parlò della sua opera e delle sue case come per esempio un nido di religione, questa espressione del nido torna, nido del Signore, nido in cui Gesù è amato. Un nido che cerca anche di opporsi alla secolarizzazione del mondo. Ci sono varie critiche che lui in qualche modo pone al mondo, in qualche modo anche la sua opera si stacca dal mondo, questo passaggio da Cagliari a Mandas è significativo. In più di un'occasione poi vedrete nelle lettere, che vi consiglio naturalmente di leggere il più possibile, fa un riferimento all'ateismo presente tra i giovani e condanna le conseguenze negative. Ma quale modello della formazione cristiana possiamo accostare il sistema alla prassi del Madeddu? È lui stesso che ci dà una risposta, prediligendo esplicitamente il monachesimo benedettino, che torna, questo riferimento torna. Lavoro e preghiera, scrive, così è intitolato il nostro regolamento. Vuol dire vivere del nostro lavoro, guadagnarci il pane col sudare della fronte a imitazione secondo le nostre deboli forze del nostro divino maestro. Non a caso il tema del lavoro torna in modo ricorrente nella formazione dei membri della compagnia, ma anche degli ospiti, degli educandi. Madeddu sostiene l'importanza di associare all'istruzione e formazione religiosa il lavoro. Il lavoro è scuola di impegno, il lavoro è scuola di vita cristiana, è la scuola in cui la creatura si fa concreatore. Madeddu valorizza il lavoro nelle sue varie forme, quindi per esempio anche l'artigianato, ma anche l'insegnamento, la cura verso gli altri, ma anche e soprattutto lavoro della terra e quindi di cura e di cooperazione con la natura e l'ambiente, che va in qualche modo ordinato in funzione della persona, rispettandolo naturalmente. Come è noto, il primo Novecento è stato in Sardegna un momento abbastanza vivace sul piano della fondazione di nuove congregazioni religiose educative, diffusione di quelle esistenti, anche quelle nazionali e internazionali, asili nido, orfanotrofi, brefotrofi, scuole dei vari gradi. Molte di queste, almeno a livello non statale, sono sorte su iniziative di sacerdoti, di religiosi, religiose e personalità del mondo cattolico. Di molte di queste parlo nel libro citato da professor Vinci. Rispetto a questo fermento, che è molto, vi dicevo, significativo nella Sardegna del primo Novecento, Madeddu non è un isolato, ha ben presente i movimenti educativi che si sviluppano in quel periodo ed è legato a varie di queste figure. Già stato citato, per esempio, padre Manzella, con cui lui si lega profondamente, tanto da parlarne come il suo direttore spirituale. Molto importante anche l'amicizia con Monsignor Mario Piu, che è un protagonista del cattolicesimo cagliaritano del primo Novecento, parroco a Sant'Anna. È stato importante soprattutto perché è diventato responsabile dei salesiani, pur non essendo salesiano, dei laici salesiani in Sardegna. Il suo contributo è stato decisivo per la fondazione del liceo Don Bosco a Cagliari, che viene avviato nel 1913, quindi era un sacerdote che aveva ben presenti i problemi educativi. Monsignor Mario Piu svolge gli esercizi spirituali agli evaristiani nel 1937 e poi l'anno dopo, quindi c'è un legame molto forte. Addirittura poi vedrete nelle lettere padre Madeddu, con la sua astuzia santa, chiede anche un sostegno a Mario Piu per mettere una buona parola al nuovo vescovo Cogoni di Oristano, giusto? Quindi un legame stretto che poi alla fine arriva anche a richieste positive, simili. Madeddu conosce e fa riferimento anche all'opera di un altro grande educatore sardo, Salvatore Vico, che incontrò personalmente nel 1943, che insomma su padre Vico, come saprete, il professor Ghedda ha scritto una monografia decisiva, fondamentale. In una lettera del mese successivo, dopo che lo incontra, lo ringrazia del suo aiuto e gli confidò come la sua bontà gli ricordasse quella di padre Manzella. Madeddu conosce a presente anche un'altra figura, quella di Virgilio Angioni, Monsignor Virgilio Angioni, una figura così importante nella storia dell'educazione, della carità, diciamo del Sud Sardegna, del primo Novecento. Allora, se queste sono, diciamo, le influenze pedagogiche esplicite che possiamo dedurre anche dall'epistolario, si possono però individuare anche nelle sue lettere dei paralleli o degli echi con delle pedagogie più strutturate.
Anche in questo caso faccio riferimento al saggio introduttivo del professor Bobbio, che approfondisce in modo dettagliato questa ispirazione. Non è difficile innanzitutto riscontrare nella pedagogia del Madeddu dei motivi romantici, diciamo soprattutto degli spunti frebeliani, forse, come sottolineato sempre dal professor Bobbio, forse grazie agli studi di alcune maestre giardiniere della compagnia. Notiamo questo gusto romantico certamente nella valorizzazione del rapporto tra uomo e natura, nel ruolo dell'esperienza estetica, nello sguardo di cui parla ancora il professor Bobbio, benevolo verso l'infanzia, di cui certo non accetta però il cieco naturalismo dell'educazione negativa russoniana, l'ecologia integrale, l'importanza attribuita, anche questo è tipico del romanticismo, alla formazione, non solo, alla formazione del carattere, alla formazione della volontà. Aggiungerei anche la valorizzazione con Pestalozzi della figura materna e della figura femminile nell'educazione del bambino e poi dell'adolescenza. Allora, questi sono era la prima parte in qualche modo della relazione, quindi l'ispirazione pedagogica. Approfondiamo ora invece la dimensione educativa. Che tipo di educatore è stato Madeddu? Quali sono i tratti distintivi della sua azione e anche in che modo l'epistolario aggiorna la nostra conoscenza sul suo profilo educativo. Proverò a rispondere secondo due direzioni in qualche modo, prendendo in esame due aspetti. Il primo è Madeddu, padre spirituale ed educatore della sua compagnia. Il secondo è padre Madeddu, in qualche modo direttore delle sue opere educative. Quindi qual è il taglio che preferì, quali erano le indicazioni che dava ai suoi collaboratori. L'epistolario, così come le altre fonti primarie edite, confermano la presenza di un forte carisma, lo ricordava anche prima Suor Margherita, che è stato capace di aiutare e sostenere il cammino spirituale umano di centinaia di giovani e meno giovani, sino a convincere con il suo esempio e la sua forza scelte vocazionali forti. Era, diceva prima Suor Margherita, una grande autorità spirituale, che facilmente aiutava a far aderire, diceva prima, alle verità di fede. Sono numerosi i corrispondenti che Madeddu incoraggia, corregge, consiglia, esorta. Penso, per limitarmi a qualche esempio, alle lettere inviate all'amico e collaboratore Vincenzo Schivo, sono tantissime, o quelle inviate a Paolo Mereu. Tra le numerose mi ha colpito la numero 258, non ha né data né destinatario. Vedrete che nell'epistolario quelle senza data vengono inseriti alla fine, che rivolta a uno studioso di filosofia, probabilmente uno studente universitario. Madeddu lo sprona al rigore, alla pazienza, e scrive: a dominare con volontà il carattere e osare tutto con sicurezza. Ma per che cosa? Per il bello, per raggiungere l'ideale. L'epistolario poi è anche ricco di lettere inviate a confratelli e consorelle, nella quale emerge la dimensione educativa della Compagnia del Sacro Cuore, nata per aiutare i suoi membri a un autentico itinerario cristiano e umano, come chiarito poi dai regolamenti del 55, a santificare i suoi membri con la pratica delle virtù cristiane e i santi sacramenti. Come ricorda Gheda, Madeddu puntò soprattutto però sull'autoformazione dei suoi componenti, ma questo naturalmente non vuol dire un'autonomia esagerata, un'anarchia, anzi. Per lui la dimensione comunitaria, come ricordava il professor Vinci all'inizio, era decisiva. I membri della compagnia dovevano aiutarsi a vicenda, e questo è quello che lui fa per primo, dall'esempio. Richiamo per esempio tra le tante lettere significative quella inviata nel 42 dicembre, momento abbastanza delicato, una lettera inviata a Suor Maria Serafina Pili, superiore a Bauladu, in cui con paternità Madeddu è come se volesse rilanciare il compito e l'originalità della compagnia. Per Madeddu la sua compagnia era una scuola, questo lo possiamo dire. Così ne parla in più di una lettera, scuola di pazienza, scuola di sacrificio, parla anche della compagnia come una scuola di attesa. Addirittura nel 26 parla di una scuola dove il maestro parla. Si tratta di una scuola in cui Madeddu guida con paternità i suoi membri, correggendoli, esortandoli, spronandoli, anche con un certo rigore. Madeddu, per esempio, sprona i giovani e meno giovani ad una scelta libera della sua compagnia,
Per lui i membri dovevano scegliere, volere profondamente l'adesione a questa compagnia, ma una volta scelta pretendeva obbedienza, non cameratesca, ma obbedienza alle verità che si erano condivise. Vi veda per esempio qui una lettera anche abbastanza dura a Beniamina Piredda, la numero 2713. Riguardo invece la libertà della vocazione, rimando a un'altra lettera inviata a Davide Simbula nel gennaio del 37, in cui parlava della vocazione del figlio, in cui lui diceva: io voglio che tuo figlio scelga liberamente, nessuno l'ha costretto a venire qui. Quindi non un'obbedienza fine a se stessa, ma volta ad un profondo perfezionamento e ordine interiore. In questo senso Madeddu è inflessibile contro il peccato. Ci sono delle lettere veramente durissime in cui lui dice: attenzione alla piega che stai prendendo, che cerca in tutti i modi di sradicare, ma caritatevole verso il peccatore. Anche qui rimando una bellissima lettera a Virgilio Azzeni nel 1927. Come è noto, sin dal suo esordio, siamo all'ultimo punto della relazione, perdonate per la noia, ma stiamo per finire, Madeddu caratterizzò le sue opere in senso educativo. Condiviso il progetto della nuova compagnia con Beniamina Piredda, pensarono inizialmente di utilizzare la palazzina nel Corso come sede di un orfanotrofio. Dovettero poi optare per il collegio studentato, che però non fu un'anonima casa dello studente, era un centro di incontro e accompagnamento religioso. Non a caso, proprio nello studentato del Corso, Madeddu scelse, accompagnò i primi protagonisti della sua opera. Lo studentato fu lo zigote, possiamo dire, della compagnia. La dimensione educativa, la cura dei bambini e giovani, resterà nei decenni seguenti un connotato della Compagnia del Sacro Cuore, dove sempre i membri saranno impegnati in servizi formativi, e lo sono anche ancora ora. Non fu un caso che le comunità evaristiane diedero vita a numerose scuole materne, elementari, corsi di recupero, scuole di formazione, scuole popolari. Lo stesso Madeddu dichiara in una lettera che la scelta di aprire nuove comunità femminili era sempre legata alla possibilità di aprirvi un asilo. Non apro una casa se non posso aprire un asilo. Come sapete, questa dimensione è stata poi suggellata prima dal regolamento del 55 e poi dalle costituzioni del 58. Le sue opere educative hanno da sempre avuto una dimensione caritatevole, rivolgendosi all'infanzia e gioventù abbandonata. Anche Suor Margherita prima accennava a questa dimensione caritatevole. I poveri andavano da padre Madeddu, chiedevano aiuto. Nel 29, facendo un sunto della sua attività a Mandas, scrisse che sin dall'apertura decise di ospitare qualche fanciullo gratuitamente ed altri semi gratuitamente, curando per amor di Dio l'educazione e l'istruzione degli orfani del paese, che si presentano e facendo semi gratuitamente alla scuola ad altri ragazzi. Tra gli ultimi vi erano, sin dalle prime iniziative educative, bambini e giovani diversamente abili. Per cui Madeddu mostra profonda attitudine, sempre naturalmente però con il realismo di chi doveva portare avanti una comunità. Senza dubbio gli evaristiani ancora oggi si distinguono per un profondo impegno nell'educazione speciale. Madeddu inizia quando naturalmente l'attenzione statale e degli enti mutualistici non era quella di oggi. Una cura, come ricorda ancora il professor Bobbio nel suo lavoro introduttivo, lui parla di una cura solerte paterna, ma anche aggiornata sul piano igienico e medico. Quindi cura degli orfani, dei poveri e dei disabili. Gran parte degli ospiti degli evaristiani però furono anche introdotti alla formazione professionale, non bisogna dimenticare questa dimensione, con l'idea che l'autonomia fosse una condizione necessaria per una piena formazione personale. Aggiungo una nota: la sua attenzione sì era quella per gli ultimi, però questo non deve farci pensare che lui svalutasse gli studi. Anche Suor Margherita prima diceva, mi chiese di finire gli studi, quando io proposi di... Madeddu ben conosceva l'importanza di una formazione culturale alta, basti vedere per esempio ancora le lettere a Schivo e Musio, che incoraggia a continuare gli studi. E poi non a caso nel 31 provò ad aprire nella casa di Mandas anche una scuola con i primi 3 anni di ginnasio e poi la scuola media. Pur concentrandosi quindi sui primi rami di scuola, Madeddu fece di tutto perché i suoi convittori potessero continuare a studiare. In questo senso colpisce per esempio una lettera dell'aprile del 47 in cui, orgoglioso, riportava in qualche modo i risultati scolastici e accademici dei primi orfani di cui lui si era occupato.
Come dimostra l'epistolario, il fondatore segue con molta attenzione il percorso dei suoi convittori. Nel saggio introduttivo di professor Bobbio troverete citata una lettera stupenda dal forte carattere pedagogico inviata nel 40 a Ugo Prunas, nella quale, commentando la fuga del piccolo Ottavio, scappato dal tancato di Serramanna, Madeddu corregge e dà dei consigli a chi se ne sarebbe dovuto prendere cura, che aveva un po'... da segnalare anche il nota bene finale, in cui chiede di non assillare i genitori, lamentandosi dei comportamenti dei figli, ma di fare di tutto perché l'istituto divenisse veramente educativo. Loro, cioè i genitori, pensate quanto è attuale questa considerazione per gli insegnanti e per chi si occupa di questioni educative, mandano i propri figli perché siano educati, e quindi è vostro compito che siano educati. C'è stato questo scopo, con tutta ragione li preferiscono in casa propria. Per Madeddu l'azione delle sue scuole e dei suoi convitti doveva essere in sinergia con quella della famiglia. Ubbidisci a mamma, diceva a Sor Margherita. In questo senso sono molto significative diverse lettere inviate ai genitori degli alunni ospitati nei vari collegi e convitti. Oltre ad alcuni in cui Madeddu non teme di correggere anche con durezza i genitori, le vedrete, altre sono ricche di considerazioni paterne, benevole. Si vedono per esempio quelle inviate al professor Giovanni Musio, che aveva avuto qualche problema con in relazione col figlio, con Gigi, che poi divenne direttore della scuola di Mandas. In qualche modo, in modo paterno, cerca di aiutarlo nel suo compito, nella sua responsabilità genitoriale. Segnalo poi quella ad Anna Mossa, nell'agosto del 27, in cui Madeddu cerca di spiegare in che modo Amanda stavano cercando di aiutare il figlio Ambrogio, con cui sino ad allora la famiglia aveva avuto molte difficoltà. Madeddu non teme anche di correggere la madre in modo anche abbastanza duro, richiamandola ai suoi doveri, per esempio a non viziare il figlio, per dirne una, e chiarisce che gli evaristiani stavano facendo di tutto perché lui potesse imparare ed essere educato. Quando non capiva, dice Madeddu, spieghiamo le cose 2, 3, 4 volte, cosa che non avviene nelle scuole statali. E poi scrive, lo stimo, osserva Madeddu, come un figlio. Lo stimo come Dio vuole. Noi abbiamo la responsabilità di suo figlio dinanzi al mondo e dinanzi a Dio. E Dio stesso sa quanto stiamo facendo noi perché un domani divenga un uomo virtuoso nello studio e nelle opere. Credo che il brano ben sintetizza il compito educativo che Madeddu fissa. Anche in altre lettere, che sto proprio finendo, richiama l'esperienza cristiana della sua scuola. C'è un altro aspetto, l'ultimo che vorrei sottolineare delle sue opere educative, e cioè l'integrazione con il sistema pubblico. A Donigale Evaristo si accorda con il provveditorato perché costruisca nei suoi terreni la scuola elementare. Più in generale vediamo una forte collaborazione con i direttori e presidi locali per il bene dei suoi convittori. Nel 1955, per esempio, chiede che le due scuole materne di Bauladu e Donigala entrino nell'orbita dell'ente scuole materne. Attiva un dialogo con la politica regionale e nazionale, da cui in alcuni casi ottiene importanti sussidi. Lettere a Benito Mussolini, ad Antonio Senni, a Luigi Sturzo, all'assessore Brozzu. Non importante il colore politico, era importante il sostegno sussidiario che lo Stato doveva in qualche modo alla sua opera. Quell'astuzia santa, torniamo a questo principio a cui faceva riferimento Sor Margherita. Per concludere, vorrei dire che l'epistolario mi sembra che non rappresenti solo la fine di un percorso, si diceva prima, ma spero anche l'inizio, una nuova tappa di un nuovo inizio e di un più diffuso interesse su questa figura così importante e ricca, che speriamo in qualche modo attiri sempre più ricercatori e ricerche su una figura così importante. Grazie veramente per l'attenzione. Ringraziamo il professor Marrone. Vedete, state vedendo come già questa pubblicazione stia entrando nel tessuto della ricerca. Questo deve accadere. Questa pubblicazione deve fornire degli strumenti per un'ulteriore ricerca. C'è un binomio fondamentale tra vita e pensiero. Ma noi abbiamo bisogno di poter lavorare su qualcosa e come avete visto dalla brillante relazione del professor Marrone, i continui riferimenti all'epistolario consentono di approfondire
questa figura e il contesto nel quale questa figura si inserisce. Do ora la parola a due interventi brevi del professor Bobbio e del professor Gheda, i due curatori dell'epistolario. Faccio notare, come si diceva precedentemente, che il loro interesse nei confronti della figura di Madeddu è lontano, perché proviene già da altri testi, come ad esempio cito la monografia La Compagnia del Sacro Cuore di Evaristo Madeddu, Profilo storico e prospettive pedagogiche del 2008, l'edizione critica dei discorsi di Evaristo Madeddu del 2014 e il recente saggio Il deuteragonista Evaristo Madeddu, profilo storico e prospettiva educativa. Ovviamente questo testo, nella loro curatela accademico-scientifica, in particolare nelle due introduzioni corpose che aprono il primo volume, vede un punto di sintesi ovviamente estremamente significativo. Faccio notare che, adesso presento singolarmente, ma l'uno è uno storico, l'altro è un pedagogista, docente di pedagogia, il che conferma quello che dicevamo, cioè di una sinergia di discipline diverse in questo caso che si trovano a confluire nella figura di Madeddu. Do quindi ora la parola al professor Gheda, che è professore di storia contemporanea presso l'Università della Valle d'Aosta ed è studioso di storia internazionale italiana in età contemporanea, con un riferimento particolare alla società e alle istituzioni civili e religiose. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutte le persone che conosco ormai da tanti anni. E visto e considerato che mi pare di essere, se ben di poco, la persona più grande a questo tavolo, sottolineo se ben di poco, mi piace solo ricordare in apertura che qui io ho fatto il mio primo debutto come relatore, un convegno dedicato il 3 giugno del 2000 a Nicola da Gesturi, e quindi ritorno qui a parlare in questa sede dopo molti anni, anche se c'è stato anche qualche altro inframmezzato, qualche altra occasione. Ma lo dico semplicemente per ricordare poi in particolare chi mi invitò in quell'occasione in cui invece ero il più giovane al tavolo, ovvero sia il professor Monsignor Tonino Cabizzoso, che credo sia doveroso ricordare qui anche con il collega Bobbio in particolare, perché ha il merito di aver intuito soprattutto come dire, l'approccio metodologico allo studio di Evaristo Madeddu, e soprattutto direi anche questa particolare attenzione per una dimensione particolare della sua, diciamo, realtà intellettuale, cioè quella appunto dell'epistolario. Infatti la prima pubblicazione che io ebbi in mano su Madeddu fu appunto quella parte di epistolario che fu pubblicato da Zonza nel 2005 e fu presentato tra l'altro in modo molto significativo anche in questa sede. Detto questo, ringrazio in particolare il professor Marrone perché per tante ragioni, ma soprattutto perché ha avuto la pazienza di avere un'attenzione anche al taglio invece propriamente storico del nostro lavoro, e questo mi serve anche per ricordare il professor Lecis, che purtroppo non è stato bene e che avrebbe riportato da par sua tutta la parte, diciamo, del taglio storico di questo lavoro e tutti i rilievi sui quali ci saremmo potuti confrontare, ma certamente ci saranno altre opportunità e occasioni. Ecco, poi vengo così, saranno presenti gli autori, si dice, no? Per cui il nostro ruolo è limitato a un commento, diciamo, finale rispetto a questa ricca e profonda relazione di presentazione, però ha ricordato alcuni aspetti sui quali non vorrei, come dire, tacere del tutto. Il primo riguarda la contestualizzazione di Madeddu nel quadro del panorama religioso sardo, certamente degli educatori, ma io direi in senso più generale degli uomini di chiesa. E qui sono state ricordate alcune figure sulle quali peraltro io mi sono, come dire, soffermato prima di conoscere Madeddu, in particolare quella di Salvatore Vico, che dalla Maddalena e poi da Tempio Pausania ha, diciamo, svolto un ruolo sicuramente educativo, di fondatore di una congregazione molto significativa, e che poi però appunto ha incrociato tutta una serie di una rete, diciamo uno dei miei maestri Giorgio Ruma, di amicizie cristiane sarde,
e mi riferisco in particolare anche alla rete dell'Episcopato sardo del tempo, sul quale sono stati fatti diversi studi, ma a mio avviso c'è ancora molto da approfondire. Mi riferisco a figure che uniscono Vico e Madeddu, come ad esempio quella di Monsignor Basoli, che viene citato peraltro nell'epistolario, che è stata una figura tra l'altro vicino al mondo dell'educazione e che in qualche modo ha funto anche da connettore tra vari come dire, uomini di chiese promotori appunto evangelici. E questo è il secondo aspetto sul quale mi vorrei soffermare, perché il tema dello studentato, che qui esce in qualche modo nell'epistolario appunto in modo implicito, perché è importante questa precisazione sulla tipologia delle fonti che Marrone ha fatto. Questo è un materiale che non era destinato alla pubblicazione, anzi è un materiale che è destinato a costituire in qualche modo e alimentare quella rete comunitaria che, come ha ricordato il professor Vinci, è sempre stato diciamo, la forza principale dell'identità evaristiana. Per cui certamente da questo punto di vista come dire, lo studentato costituisce un po' la culla di queste esperienze, di questa sensibilità di Madeddu. Ecco, su questo volevo solo aggiungere, ho cercato un po' di scriverlo nell'introduzione, ma soprattutto in quell'articolo che abbiamo fatto recentemente con Andrea, mi sembra molto importante sottolineare appunto che l'atteggiamento popolare di padre Evaristo, chiamiamolo padre, ecco, in questo senso, di paternità, si vada al di là dello schematismo del tempo, cioè anche la cultura fa parte in qualche modo di una visione popolare, paradossalmente. Cioè, certo, i giovani devono studiare, devono crescere. Madeddu ha fatto di tutto anche nell'ambito del clero, dove si provò a far formare degli studenti, poi non andò proprio del tutto bene, ma comunque c'era questa intenzione. Ma anche i laici, Madeddu teneva tantissimo che studiassero, si formassero e crescessero intellettualmente. Quindi da questo punto di vista per lui la persona semplice e la persona colta erano ugualmente figli di Dio e andavano entrambe aiutate, ma non trovo nemmeno in Madeddu, questo voglio dire, una sorta di snobismo al contrario, no? Per cui bisogna essere per forza popolari nel senso lato. Quindi il passaggio dallo studentato, Amanda, se Marrone l'ha sottolineato e l'ha colto, e mi fa molto piacere, è anche proprio, come dire, una declinazione di un quadro di promozione umana, per dirlo al mio vecchio maestro Pietro Borzomati, un quadro di promozione umana dove tutti dovevano trovare la propria strada per crescere e la comunità era il viatico per crescere, per maturare, per diventare persone utili alla società e quindi a loro volta poi destinate a servire gli altri. E questo servizio appunto si declinava dal lavoro più umile e semplice a quello invece dello studioso, a quello del tecnico, a quello dell'ingegnere, a quello dell'economo e quant'altro. Cioè è quasi che Madeddu volesse in qualche modo rappresentare una societas cristiana improntata sul tema dell'integralità, dove ciascuno ha il suo posto e ciascuno viene poi fatto crescere dall'alimento evangelico. E qui arrivo ancora, vado veloce prometto, qui arrivo anche a un altro aspetto che secondo me è molto rilevante, cioè è quello appunto dell'autoformazione. Certo, è evidente, ça va sans dire, si direbbe in Val d'Aosta, non è che lui propone un'autoformazione con una forma di indipendentismo intellettuale, no. Lui pensa a un'autoformazione sua che nasce, come dire, da una sorta di, diciamolo pure, di contatto particolare con Dio, col Signore. Lui si sente e lo racconta e lo ripete che ha un contatto speciale particolare, però dopo a lui è ben chiaro che tutti gli altri devono studiare e quindi l'organizzazione dello studio per Madeddu è fondamentale. E qui arriviamo all'ultimo passo che ha un forte impatto storico-politico, cioè quello del rapporto col sistema educativo pubblico, che naturalmente io, scusate, lo leggo solo in chiave storiografica, voi lo potete declinare più in chiave storico-pedagogica, evidentemente. Madeddu cerca la legittimazione internamente alla Chiesa, anche quando, come è stato ricordato qui a questo tavolo, è stato in alcuni casi rifiutato. Lui comunque non chiude mai la porta, insegue sempre un dialogo con la Chiesa, anche quando dopo una prima fase sicuramente di grande crescita incontrerà l'arcivescovo del Rio a Oristano, dove verrà fondata la casa madre e quant'altro, avrà un periodo di grande espansione quando andrà a incontrare figure invece forse un pochino più
come dire, pur spesse da un punto di vista teologico dogmatico, però un po' più rigide forse. Mi riferisco in particolare all'arcivescovo di Cagliari, Botto, che peraltro si potrebbe considerare una sorta di riformatore in qualche modo nell'ambito della diocesi cagliaritana, ma forse anche dell'intera Sardegna, perché veniva da una scuola, diciamo, dottrinale molto importante, allievo del Cardinal Siri di Genova, per esempio. Ecco, che però non era in grado forse di capire fino in fondo l'intuizione speciale dell'istituzione di Madeddu. Però nonostante questo, voglio solo dire, Evaristo non ha mai chiuso la porta con la Chiesa, ha sempre cercato e ha fatto fino in fondo tutto il possibile affinché il suo istituto venisse riconosciuto internamente alla Chiesa. Però dall'altra parte aveva un'attenzione del tutto speciale e originale, qui hanno ragione a dirlo prima padre Manzella, no? L'uomo speciale, l'uomo originale, ma Cabizzoso che l'ha scritto anche in diverse occasioni, cioè questa attenzione particolare per la società civile. Cioè per Madeddu lo Stato non è, come era invece in un contesto anche ecclesiale, in tempi certamente non più di questione romana, ma dove i rapporti tra Chiesa e società erano ancora complicate. Voi pensate a tutta la stagione fascista, ha ricordato giustamente Madeddu, scrive anche a Mussolini diverse volte con quella astuzia, no? Alla fine, però comunque con un rapporto collaborativo, voleva ottenere qualcosa di buono per la propria comunità. Ecco, voglio solo dire, lui, a differenza di tanti altri della Chiesa, non ha mai vissuto il rapporto con la società e con le istituzioni civili come un rapporto dualistico, come un rapporto di conflitto, ma sempre con l'idea, sussidiaria mi sembrerebbe la parola forse più corretta per applicare questa lettura, in cui la Chiesa potesse aiutare nella stessa gestione dello Stato a livello educativo, quindi sempre con uno spirito di servizio che in questo caso non andava a declinarsi sul singolo individuo, ma andava a indicarsi sul soggetto della collettività, cioè dell'istituzione, cioè dello Stato. Quindi potremmo arrivare a dire che forse veramente Madeddu amava anche la società e amava anche lo Stato come organizzazione che prende cura dei cittadini. E aveva questa dimensione della cittadinanza, Madeddu. E da qui si spiega anche perché non pensa esclusivamente, come hanno fatto dei grandi educatori, per l'amor del cielo, a una scuola cattolica, punto e basta, ma lui pensa a una collaborazione tra la dimensione educativa, diciamo, ecclesiastica, ecclesiale, e quindi la scuola cattolica, e invece la scuola pubblica. Non è un nemico la scuola pubblica da combattere, ma un soggetto con cui incrociare le forze per arrivare alla fine a un comune obiettivo, che è quello, ripeto, da prima, della promozione umana. Ecco, vado rapidamente a chiudere. Quindi questi sono alcuni aspetti. Certamente, fosse stato qui, lei ci avrebbe sottolineato tutti gli aspetti che riguardano in particolare l'impatto con la società civile di Madeddu, al di là dell'aspetto strettamente educativo, perché comunque la realtà, la rete di conoscenze, di contatti, le interazioni a vari livelli con la società sarda, ma addirittura il suo tentativo di andare oltre il perimetro, insomma, dell'isola nei suoi rapporti, e dall'altra parte invece questa sua curiosità intellettuale così spiccata, così forte, anche verso le novità, anche verso la tecnologia. E infine nell'ultimo, come dire, passaggio della sua vita, e comunque nell'epistolario si vede quanto lui fosse moderno anche in questo, l'avere intuito che la strada che stava prendendo la Chiesa con l'apertura del concilio era una strada di come dire, ricomposizione della dimensione appunto ecclesiale, ecclesiastica, e della dimensione civile. E quindi per questo noi abbiamo fatto quel saggio dicendo attenzione che in qualche modo Madeddu, seppure in forma implicita e forse non del tutto riflessa, però anticipa alcuni temi che sono propri di Lumen Gentium, di Gaudium et Spes, quindi della comune chiamata alla santità e quant'altro. Tutti questi aspetti lui li aveva già presenti in qualche forma, se volete, a volte irriflessa, ma molto comunque insistita all'interno dell'epistolario. Per cui anche tutto questo fa parte di una figura che obiettivamente ha una, come dire, presenta una complessità molto ampia, ma non è complicato da comprendere. Essere complesso e complicato sono due cose diverse.
è invece semplice da ricevere, perché la figura innanzitutto ritengo, come è stato detto un po' da Madre Margherita e dal direttore, è una figura che ha fatto della fede il centro della sua esperienza e ha voluto trasmettere questo suo senso di fede, questa sua forte adesione al Vangelo anche agli altri. Chiudo proprio solo su questa notazione. Non vi rubo il mestiere, promesso, però mi è piaciuto molto questo, come dire, tuo avvicinamento tra il discorso della educazione e della evangelizzazione. Credo che su questo aspetto ci sia anche molto ancora da riflettere, perché a volte si fanno delle confusioni, a volte non è ancora chiaro del tutto comprendere che la catechesi e la storia della catechesi nella Chiesa è stata innanzitutto una storia di educazione. E quindi è vero, come tu Andrea hai detto, che l'educazione, cioè l'essere educatore per Madeddu era in primis come cosa fondamentale l'essere evangelizzatore. Ecco, questo è importante. E questo è stato il suo motore di fondo, la sua vocazione, che l'ha portato ad andare anche oltre tutte le difficoltà che gli sono sempre presentate davanti. Cioè lui non era solo rimasto fermo sul punto della sua fede personale, ma sul fatto di avvertire una missione che gli era stata data da Dio, cioè quella appunto di portare il Vangelo alla gente, ad gentes, a tutti. Grazie. Ringraziamo il professor Gheda, do ora la parola al professor Andrea Bobbio, che è docente di pedagogia generale presso l'Università della Valle d'Aosta e si occupa in particolare di pedagogia dell'infanzia e di filosofia dell'educazione. Grazie al professor Vinci, grazie alla bella lettura che ha fatto Andrea Marone dell'epistolario. Io, come dire, ho pochissime battute da aggiungere adesso. Il primo elemento sul quale ho capito qualche cosina è che forse quella discontinuità che esiste tra la teoria e la prassi in Madeddu, cioè il fatto che lui abbia agito da educatore ma poi non abbia costruito delle teorie educative, non le abbia avute prima, forse dentro all'epistolario questa distanza ha una sua riduzione, perché l'epistolario, il momento dello scrivere una lettera, diventa anche un momento di riflettere sull'educazione. E quindi probabilmente questa situazione, che è una situazione personale, ma è anche sociale, perché quando io scrivo una lettera devo pensare a chi la scrivo, questo momento per lui è stato il momento nel quale la teoria educativa si costruiva nel suo animo. E quindi questo credo sia il valore dell'epistolario dal punto di vista pedagogico. E noi abbiamo cercato di rendere questo, che è un andare avanti e indietro col pensiero, con il fatto che ci fossero molte cancellature che noi abbiamo conservato tutte integralmente, proprio perché il pensiero va e il pensiero viene, il pensiero si costruisce e in questo modo, come dire, si colma la distanza che c'è tra il pensare e l'agire. Secondo elemento che mi sembra di poter riconsegnare qui, sulla base anche delle letture che mi hanno preceduto, è quella del pensare il Madeddu come un educatore del popolo, uno dei grandi educatori di popolo che ha costruito una pedagogia popolare capendo che il fulcro, il punto archimedico di questa dovesse essere l'infanzia quale stagione, ma anche quale problema che metteva insieme le famiglie e le pedagogie esplicite ed implicite. Le pedagogie esplicite sono quelle chiaramente delle scuole, degli allora asili infantili che andavano proliferando, e quelle implicite invece sono quelle delle masse popolari, sono quelle che si trasmettono da una generazione all'altra attraverso l'esempio. Saldavano questi due livelli chiaramente i momenti della fede, i momenti della vita
e di partecipazione popolare ai riti della Chiesa. I bambini allora andavano ancora alle messe, andavano ai funerali, oggi non ci vanno più e l'idea di morte infatti è diventato il grande tabù della nostra società. Quindi Madeddu come educatore di popolo. Terzo aspetto, la dimensione della progressiva chiarificazione del target e del compito che l'opera doveva assumere. Leggendo il volume, infatti, io credo, il volume, le lettere, credo che si faccia strada l'idea che Madeddu avesse delle aspettative e delle attenzioni all'inizio della sua esperienza, che erano quelle che, come dire, che si vedevano quando ha fondato lo studentato, ma poi progressivamente la vita lo ha portato da un'altra parte. E lui ha accettato la vita, ha accettato le diverse sfide che gli si ponevano, ha accettato di mettere tra parentesi la sua iniziale idea per abbracciarne un'altra, che lo ha spostato quindi verso la presa in carico dei soggetti più deboli della società, che erano i bambini e che erano i bambini che versavano in una condizione di disabilità. E quindi qui viene l'idea fondamentalmente moderna di cura. Madeddu, io credo, sia un grande interprete del termine cura. La cura che, come dire, è presa in carico globale della persona e della sua vicenda esistenziale. Madeddu non è stato sacerdote, ma la sua esperienza è un'esperienza che ha posto al centro la fede. Madeddu non è stato medico, ma Madeddu, dentro tutte le lettere, questo si vede benissimo, è stato una persona che faceva che si occupava di medicine, che somministrava le medicine, che interpretava tutte le difficoltà che le persone vivevano anche nella esperienza della malattia. E quindi il dolore e la malattia sono stati al centro del discorso evaristiano. E da ultimo, Madeddu non è mai diventato maestro, ma nello stesso tempo ha costruito una comunità che aveva la forma della scuola che dalla prima dimensione, che era quella educativa, dove c'era un maestro e c'era un educando, progressivamente accompagnava tutti verso quell'ideale a cui abbiamo fatto riferimento prima dell'autoeducazione e quindi della capacità del soggetto di prendersi cura di se stesso e del proprio destino esistenziale. Quindi l'idea di autoformazione è anche un'idea di responsabilità personale, che è inderogabile, che spetta al soggetto. E qui io credo venga l'idea fondamentale di inquietudine esistenziale che traspare da tutte le lettere che abbiamo letto. Madeddu non era mai del tutto contento di dove era arrivato, vedeva sempre oltre, vedeva sempre che c'era da lavorare. E quindi questa idea dello sprone, dell'andare avanti, del non fermarsi, del non guardare indietro, è sempre un qualche cosa di molto forte. E da ultimo l'idea di integralità. No, Madeddu, prendendo diciamo, il modello della cura come elemento centrale del suo pensiero e del suo operare, pensa all'uomo integrale. Pensa quindi all'uomo fatto di corporeità, fatto di intelletto, fatto di fede, fatto di voglia di vivere, fatto di convivialità e di socialità, ma anche fatto di esteticità e di rapporto con la natura, un rapporto costitutivo, integro. Madeddu non si può capire se non si è stati in Sardegna, non si può capire se non si è passeggiati sulla spiaggia di Puzzuido, perché per lui l'esperienza di Dio era un'esperienza che transitava dal contatto con la natura, col bello, che lui cercava poi di riprodurre il valore che lui ha dato all'arte, come autodidatta sempre.
e il valore che ha dato, e lasciatemi con questo concludere, al gioco come diritto da lasciare il bambino. Pensatevi che voleva comprare l'isola di Mal di Ventre per poterci fare, come dire, un punto di appoggio per delle attività animative, ricreative, di gite ed eccetera. E quindi questo elemento è un elemento che è estremamente interessante, cioè la persona si forma e si educa nella misura in cui noi rispettiamo l'equilibrio tra tutte le componenti che fanno di lui un uomo. E quindi non ultima certamente la componente estetica che conduce alla scoperta o comunque alla ricerca di Dio. Dentro questo elemento di ricerca di Dio c'è ancora, e c'è di nuovo, l'idea di cultura in Madeddu. In Madeddu tutta la scuola, tutto questo forte impegno educativo e anche di promozione culturale ha sempre come fine non l'emancipazione sociale, ma la messa in condizione della persona a comprendere meglio e di più la propria vocazione rispetto alla vita di fede. Questo è l'elemento fondamentale. Lui è venuto a guadagnare delle anime a Dio, non è venuto, come dire, a produrre o a proporre una innovazione di tipo culturale sul piano delle tecniche didattiche o pedagogiche. E quindi su questo aspetto si fonda la discontinuità e la continuità tra utopia e continuità tra comunità evaristiane e invece dimensione mondana, nel senso che c'è una continuità tra le istituzioni educative che lui naturalmente sempre cerca di perseguire, ma dall'altra lui dice anche attenzione perché dobbiamo costruire una discontinuità rispetto al mondo e la discontinuità rispetto al mondo è appunto celebrata all'interno delle comunità evaristiane, che sono un luogo di ricerca esistenziale che devono opporsi alla dissoluzione dei valori che in qualche modo invece interessano ed interessavano il mondo che lo circondava. Grazie. Grazie professor Bobbio. Ci stiamo avviando alla conclusione di questo nostro incontro con due momenti. Il primo, chiederei la cortesia a Anna di intervenire per dare una testimonianza, prego, per dare una testimonianza del lavoro d'archivio che è stato necessario. Voi immaginate migliaia di lettere che sono state trascritte con fedeltà, con la massima attenzione dall'archivio, quindi una sorta di dietro le quinte di quel lavoro paziente, silenzioso, che ha reso possibile questa pubblicazione. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, i lavori per l'archiviazione delle lettere di Evaristo Madeddu sono iniziati alla fine del 2015 e sono proseguiti fino al febbraio del 2016. Il materiale originale conservato presso gli archivi della Compagnia del Sacro Cuore Evaristiani e Evaristiane è stato completamente digitalizzato in regime di autofinanziamento. La trascrizione delle circa 2000 lettere è iniziata il 1 febbraio 2016 grazie alla collaborazione di tanti volontari che si sono prestati perché questo lavoro avesse compimento nell'agosto del 2016. Mi piace ricordare le persone che hanno collaborato, e sono tante: Emanuela Guargiulo, Anna Maria Piludu, Ignazio Orru, Marta Orru, Elia Orru, Eliana Docca, Marco Piludu, Francesca Boi, Beniamina Puzzu, Panni Puzzu, Paolo Cocco, Don Ireneo Manca, Graziella Manca, Suor Maria Crocifissa Piludu, Suor Maria Benedetta Solinas, Suor Maria Emanuela Piludu, Salvatore Piludu, Marisa Pilloni, Emanuela Pigliacampo, Mattia Piludu,
Sara Sarigu, Marta Sarigu, Luigi Piludu, Simona Corriga, Emanuele Corriga, Salvatore Corriga, Franca Vacca, Stefania Internicola, Rosanna Zoccheddu, Francesco Porcu, Lucia Ammozzo, Antonello Sava, Silvana Sollai e Franco Locci. Penso di non aver dimenticato nessuno, nel caso chiedo scusa. Intanto il 12 febbraio 2018 la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna ha dato risposta positiva per la stampa dell'epistolario. E questo nel 2018, un anno carico di molto lavoro per la tipografia e quindi c'è stato un periodo di stasi. L'8 giugno del 2019 è stata ricevuta la prima bozza dall'editore. Nell'estate del 2019, durante una visita ai carteggi della casa madre di Donigala, è stato ritrovato un faldone contenente 247 lettere risalenti al 1940, tutte da trascrivere. Ne ho trascritte pensando fossero le ultime, invece ne sono state ritrovate altre, circa 208. Spuntavano lettere da tutte le parti. E quindi ancora da trascrivere. Con Marco abbiamo fatto questo lavoro pensando solo a questo e trascurando tutto il resto. Mentre lavoravo alle bozze di archivio sulle lettere originali, mi sono accorta che molte di queste richiedevano una verifica parola per parola, quindi è stato necessario rivederle tutte con attenzione. Facendo questo confronto, ho iniziato anche la ricerca dei nomi da inserire nell'indice, operazione che ha comportato mesi di lavoro, certosino. Il 25 ottobre 2019 abbiamo finito con i curatori la verifica delle nuove lettere del faldone e inviato all'editore l'ultima versione. Intanto, a causa Covid, i lavori subiscono un periodo di stasi anche per la tipografia e per noi. A maggio del 2020 ho completato il file di tutte le lettere ritrovate con le correzioni in PDF e quindi le abbiamo mandate al professor Vinci per poter integrare la bozza. Nell'estate del 2020 mi è stato chiesto di stilare una sorta di elenco delle nuove lettere per poterle protocollare, ma poi si è deciso di inserire le nuove lettere in successione cronologica. Dunque, le ultime lettere sono distinguibili dalle prime perché al numero di lettera non segue il protocollo. Tutto questo lavoro è stato seguito assiduamente dai curatori che si sono sempre preoccupati che le trascrizioni corrispondessero agli originali, compresi errori, cancellature e correzioni, riportati fedelmente nel libro. Nell'aprile del 2022 i curatori, che sono il professor Andrea Bobbio e Paolo Gheda, i curatori dell'epistolario di Evaristo Madeddu procedono con un controllo in loco alla corrispondenza tra originali e trascrizione. Per questo erano presenti, oltre a me e a Marco, anche Giovanni Cubadda, Elia e Ignazio Ru. Scrupolo necessario quello dei curatori, perché nel corso di questa verifica abbiamo avuto un'altra sorpresa. Si sono trovate altre 275 lettere, presenti in archivio ma non trascritte. Quindi rinviata la gioia e la soddisfazione di poter dire finito. In questo nuovo lavoro di trascrizione siamo stati agevolati dal confronto con il PDF del primo epistolario di Evaristo Madeddu, un uomo singolare, che ci ha gentilmente concesso Monsignor Tonino Cavizzoso. Finalmente il 26 maggio 2022 finito anche questo lavoro. Sono state inviate al professore quindi le ultime lettere mancanti dell'archivio. L'8 agosto 2022 abbiamo terminato la revisione definitiva sulle bozze, che quindi sono state inviate al professor Vinci. Intanto con Marco e Sor Margherita abbiamo iniziato a vagliare quali foto utilizzare per i diversi tomi. Alla fine si è deciso per il primo tomo la foto dei due fondatori, Evaristo Madeddu e Beniamina Piredda.
Per il secondo tomo, la foto della visita di padre Manzella a Donigala Fenoghid. Per il terzo, la foto di madre Beniamina con le consorelle e infine per il quarto tomo Evaristo Madeddu con i confratelli evaristiani e onorari a Puzzuidu. A questo punto si è proseguito con più attenzione a stilare la tavola gratulatoria, terminata l'8 settembre 2022. Per terminare il lavoro rimane da compilare l'indice dei nomi, con elencate le pagine in cui ognuno è citato. Per terminare questo elenco abbiamo lavorato assiduamente con Marco Piludu, Luigi Piludu, Francesca Boi, Giovanni Cuvada e naturalmente la collaborazione e supervisione dei curatori dell'opera. Il 27 settembre 2022 è stato inviato l'elenco della tavola gratulatoria definitiva. Il 2 ottobre è stato inviato all'editore l'indice dei nomi dell'epistolario di Evaristo Madeddu. Questo epistolario è stato un lavoro lungo, pieno di sorprese e nuove lettere da integrare, intramezzato da tante vicende personali, che comunque non hanno impedito di portare a termine questo lavoro che personalmente mi ha arricchito spiritualmente. Intendo ringraziare mio marito che ha collaborato sia per tutte le trascrizioni, ma anche per la sua pazienza e il suo appoggio. Senza questi non ce l'avrei fatta a dare il mio contributo così come ho fatto, come dire a tempo pieno. È stato un lungo lavoro interessante, travagliato, che mi ha arricchito, come ho già detto, ma per Evaristo Madeddu e Beniamina Piredda e la loro comunità questo è altro. Grazie signora Anna. Aggiorniamo il calendario, il 26 novembre del 2022 l'epistolario viene presentato. Allora, Allora avete visto quale sacrificio è stato necessario per realizzare un'opera del genere. Concludiamo con un filmato.
Grazie a tutti.